abbiamo tante robe e tanti impegni oggi. Allora, sui tamponi si procede, vi do sempre il dato dei tamponi perché è un po' la caratteristica dell'attività che abbiamo scelto di fare come regione, per cui 236.000 tamponi. Vi ricordo che sostanzialmente ormai sono stati tamponati tutti i dipendenti della sanità e si è fatto lo screening anche nelle case di riposo, come vi ha, è in fase di conclusione quello delle case di riposo, forse no? Oggi dovrebbe chiudersi. Sì, considerate che quando si parla di case di riposo e sanità si parla di 60.000, 6 e 612, 110-120.000 tamponi. Isolamento sono 13.489, vedete un numero che continua a decrescere. I positivi in Veneto sono 15.374, sono stati, però questo è un dato che lascia il tempo che trova perché sono in base ai tamponi che facciamo troviamo i positivi. I ricoverati sono 1.556. Se non ricordo male sono 7 di più di ieri, e terapie intensive siamo scesi sotto il fatidico 200, 197. I dimessi sono quasi 2.000 persone, sì, quindi abbiamo i ricoverati sono più 4 per capirci. Invece sono meno 3 le terapie intensive e ci fa scendere a 197 rispetto a ieri sera. Morti negli ospedali 877 e in totale quanti sono? 1000? No, scusate, non mi sono segnato il dato. 877 i morti. Totali 1026. 1026. Nati 103. Facciamo recupero bene. Bene. Due buone notizie. Le buone notizie sono che il trend continua a confermarsi positivo, il che ci fa preparare bene all'idea della ripartenza della fase 2 della riapertura. Abbiamo già detto 1 miliardo di volte che il lockdown, cioè la chiusura totale, non esiste più, e penso che su questo fronte noi stiamo lavorando alacremente, come si direbbe, lo stanno facendo gli assessori, e l'assessore Lanzarino oggi alle 15 incontrerà il tavolo con le parti sociali e il mondo datoriale per presentare il nostro progetto, che poi vi divulgheremo, di messa in sicurezza del lavoro per la fase 2. Si continuano a fare i controlli, l'assessore ieri ve ne ha parlato con le SPISA, saranno sempre più incentivati e sono controlli non repressivi ma di collaborazione e di accompagnamento di questo nuovo percorso che è quello dei dispositivi, della messa in sicurezza. Oggi l'obiettivo è quello di incontrare gli interlocutori, gli stakeholders, come si direbbe, no? I detentori di interesse, cioè i sindacati, i datori di lavoro, e con loro pianificare il fatto che se ci sono ulteriori osservazioni o proposte migliorative del piano che abbiamo, noi siamo qui a recepirle in maniera tale che sia condiviso. L'idea del nostro piano è un'idea molto semplice, non è l'ufficio complicazioni affari semplici, cioè abbiamo l'ABC, termometro, mascherina, distanza, guanti, non guanti, gel, insomma le disinfezione, registri, insomma le cose che sono sostenibili per un'azienda. Devo dire che gli imprenditori sono assolutamente eccezionali, perché qui chiamano tutti imprenditori che si mettono a disposizione e chiedono, e per questo l'ho fatto in un sondaggio, vedrete che trovate il riscontro, tutti sono disponibili a pagare i test se potessero averli per i loro lavoratori. E penso che questa visione di messa in sicurezza dà ancora una volta la qualità di quello che è il sistema economico dell'evento, che è dato dai lavoratori che fanno parte di questa squadra e dei loro datori di lavoro. Questo penso sia anche legato al fatto che l'80% delle imprese in Veneto ha meno di 15 dipendenti, quindi il rapporto che si crea è un rapporto di sfida condivisa, non è di conflitto sociale, e quello anche spesso nelle nostre aziende, insomma, il datore di lavoro condivide la sfida dal primo giorno col primo operaio che è ancora lì con lui, e poi magari si sono anche, come si può dire, nati anche dei rapporti
non dico di parentela, ma di familiarità, perché non è inusuale trovare che ci sia qualcuno che fa il padrino al battesimo, alla cresima o testimone di nozze all'interno dell'azienda e ci sia questo scambio tra datori di lavoro e lavoratori. Quindi stiamo andando avanti, leggo che forse ci sarà anche una pre-fase 2, definiamo così, una pre-apertura prima del 4, noi siamo pronti a tutto. Nel frattempo l'assessore Caner, su disposizione che abbiamo dato ai direttori generali, raccoglie tutte le indicazioni rispetto alle offerte turistiche, alle destinazioni turistiche, in maniera tale che anche lì si possa venire fuori una proposta che sia sostenibile, che non sia quella dei box in plexiglass, che veramente non esiste. Ne manca solo chi mette il sagome di Osei su cose e dopo siamo a posto. Sì, sembra barriera anti-rumore, dai. E vabbè, lasciamo perdere. Penso che potremmo andare in spiaggia anche senza le sagome e senza i box, ovviamente. La bella notizia, il professor Gerosa, che saluto e ringrazio, ieri mi ha detto: guarda che il nostro team, professor Gerosa significa cardiochirurgia al centro Gallucci di Padova, cioè i trapianti di cuore, ieri nessuno se ne è accorto magari, ma è stato fatto il 1000° trapianto di cuore in Veneto da parte dello staff, anzi dal parte il 1000° cuore trapiantato dal team del professor Gerosa, quindi il 1000° trapianto di cuore. Penso che questa sia assolutamente una bella notizia. Ma arriva qualcuno dice: Zaia dice dovrebbe parlare di coronavirus. No, possiamo parlare di trapianti e di tutta una serie di attività che si fanno extra coronavirus, perché abbiamo organizzato bene la sanità. Lo dicono quelli che volevano spiegarci quali alberghi, quali ospedali aprire e quali chiudere. Evidentemente ne abbiamo avuto ragione noi. Sulle donazioni vi dico che questa mattina abbiamo avuto ancora altre donazioni, domani vi darò una lista aggiornata. Bata Group, quelli delle scarpe, Bata Group questa mattina mi ha chiamato entrando, quindi ve lo dico e li ringrazio il gruppo Bata, quindi Losanna e in Veneto hanno una sede, ha donato 200.000 euro questa mattina, ma poi ce ne sono altri, ce n'è anche qualcuno che ha versato tanto in queste ore e poi vedrò di dirvi le notizie. Siamo sempre sopra, ormai siamo oltre i 53 milioni di euro. Ovviamente io ringrazio tutti e spero che si continui, anche perché penso che forse prima un giornalista mi chiedeva: ma qual è, se dovesse fare una sintesi di questa storia, quale sarebbe? La sintesi per me è sempre rappresentata dal fatto che noi siamo stati comunitari, siamo stati nel rispettare le restrizioni e invito ancora a rispettarle, perché ricordo sempre che la battaglia non è finita. Io mi preoccupo, guardate, a questo punto vi dico che la vera preoccupazione, anche ieri sono andato al supermercato e c'era un ragazzo senza mascherina, cioè non è possibile non aver ancora capito che il tema della mascherina salva la vita, quindi l'invito a utilizzare le mascherine, peraltro in un supermercato che forniva anche la mascherina all'ingresso, oltretutto, della regione tra l'altro, e che magari io capisco che c'è qualcuno che si diverte a fare i tutorial, a far vedere che spegne il fiammifero, tutte queste robe qua. Se quel tempo lo spendessero a produrre mascherine, quelle buone come dicono loro, magari aiuterebbero qualcuno. Vabbè. E quindi vi dicevo, se ci sono donazioni noi siamo qui, quindi grazie ancora a tutti. Devo dire ieri ho commesso un'esattezza. La donazione del gruppo di San Polo di Piave è fatta dal San Polo insieme per il gruppo di 21, sono 21 associazioni, quindi ringrazio loro per la donazione dei famosi 5.000 euro San Polo di Piave. I bimbi qua stanno perversando, ringrazio innanzitutto, guardate, no? Vedete? Tra quelli che fanno i tutorial e quelli che si danno da fare, io preferisco quelli che si danno da fare. Questo è un bimbo, Filippo Pedron, 10 anni. Questa è gente seria. Ha fatto la mascherina. E quindi ringrazio Filippo
di 10 anni che mi ha dedicato e ha fatto questa mascherina. Saluto 4 bimbi, che sono Fabio, Diego, Davis e Elisa Gava, li saluto perché li ho visti tutti e 4 con la mascherina su, quindi ho detto bravi, da soli con la mascherina su, 4 bambini, più vecchio avrà 10 anni, insomma bravi, vederli in giro con la mascherina da soli. Ringraziamo anche altri bimbi che ci scrivono. Ho dei disegni, mi hanno detto presento questo di Martina di 8 anni, ecco dai, così diamo soddisfazione anche a Martina, brava Martina. Li stiamo raccogliendo tutti i disegni, non escludo che si faccia una mostra, che si faccia qualcosa. Peraltro c'è un'azienda che ci ha anche chiamato per donarci tutte le cornici per incorniciarli. Quindi vedete la solidarietà e la voglia di fare squadra dei Veneti. Sono aumentate anche le incubatrici. Sì, sulle incubatrici ringrazio. No, ma c'è una storia che adesso mi tocca dirvela. Ringrazio intanto Damiano che ci ha dato le 20 uova e tutta la roba con diverse razze. Allora, ringrazio i due fornitori, la Borrotto che ci è stata consigliata da Damiano e River System che giustamente avendo visto la TV ci ha mandato la sua incubatrice che, come si dice, la provvidenza. River System, cioè noi abbiamo 2 incubatrici, ce ne bastava una fino a ieri. Ieri è arrivato un pacchetto via posta, dentro c'erano 10 uova azzurre di un bimbo che si chiama Ivan Bacher, che mi ha scritto di 13 anni, ha detto anch'io faccio nascere i pulcini, le mando 10 uova feconde di un incrocio che ho ottenuto io, per questo sono azzurre le uova. E quindi siamo curiosi di vedere cosa nascerà da queste 10 uova. Non se ne è rotta una nella spedizione, i complimenti alle poste, perché io non so come. Lui le ha confezionate benissimo, perché oltre al contenitore delle uova ci ha messo la carta, e quindi, ecco, quindi approfitto, non mettetevi a ridere, per dire non mandateci più uova. No, perché abbiamo incubatrici piene, ma voi pensate che io lo dica? Noi siamo sommersi da offerte di uova, di anatre, di altre robe, e da parte dei bambini. A me spiace dire di no, però non abbiamo capacità, cioè avremo ancora posto per quante uova abbiamo posto? 6 uova ancora, ne possiamo accettare 6 e basta poi. Quindi grazie a tutti i bambini che scrivono, abbiamo un popolo di allevatori, non lo sapevamo. E fra l'altro ci arrivano foto di appartamenti dove a fianco al divano c'era la micro incubatrice, una volta da voce non c'era il Tamagotchi, no? Adesso l'uovo è tornato a quello non più digitale ma quello analogico, quello vero. Infine ringrazio anche un altro bimbo che ha fatto una grande opera, che è Alessio Campeol di 10 anni. Alessio Campeol, che ha fatto un'opera strepitosa, questo bambino che si dedica agli altri a 10 anni, è andato a comprare 20 colombe con i suoi risparmi al supermercato e le ha mandate ai nostri sanitari dell'ospedale Covid di Vittorio Veneto. Quindi grazie ad Alessio Campeol. Io ho concluso, prima di passare la parola all'assessore Lanzarini, che vi parlerà anche di un servizio che abbiamo messo in piedi, per me ha una decina d'anni, 2012, 8 anni, che è il servizio inoltre del quale poi vi parlerà, quindi è un servizio che abbiamo utilizzato anche per il Covid, per il coronavirus. Se avete domande, prego. L'ha anticipato già in realtà, parlando dei box in plexiglass, ma come si immagina le sue vacanze? Dunque, come immagina nella pratica senza le vacanze box. senza poi in spiaggia, ad esempio, distanza, tot di persone, ci aiuti un po' ad immaginare quanto potrà essere. Lo dico a una signora, è come quando ti fai la barba la prima volta, no? E parlo per i maschietti. La prima volta ti tagli, garantito, la seconda anche, la terza un po' di meno, poi fai la mano. Così vale per il coronavirus. Abbiamo capito quali sono i rischi e i pericoli. Adesso dobbiamo fare in modo di fare la rasatura perfetta senza farci male. Chiaro, no? Perché dico questo? Perché dico che non è che siccome la prima volta mi sono tagliato devo continuare
a girare con le mostardi, con tutte le cose che servono. Dico che noi sappiamo che quello è un pericolo reale, di coronavirus si può morire, ma altrettanto vero che utilizzando le precauzioni, è ovvio che se gli ombrelloni sono distanziati, problema scema. Se mi alzo e vado in acqua non ho il problema. Se mi alzo e vado al chiosco mi metterò la mascherina, perché se al chiosco sono delle persone che immagino saranno distanziate o resteranno, come accade per noi, fuori dal chiosco in coda. Oppure accadrà che magari per i bagni più piccoli, per gli stabilimenti balneari più piccoli o che si possono organizzare, ci sarà la chiamata magari per chi ha ordinato delle robe o ci sarà magari il servizio sotto l'ombrellone, non ve lo so dire. Però insomma ci adatteremo, ma noi dobbiamo tornare più forti di prima su questa partita qui, ne dobbiamo uscire. Ovvio che non bisogna abbassare la guardia, che non senta dire, qualcuno dice ma Zai ha detto che è tutto finito. Non è tutto finito, abbiamo 200 persone in terapia intensiva, ne abbiamo 1500 in ospedale e noi abbiamo ancora allestite tutte le terapie intensive, che sia chiaro questo. Comunque saranno vacanze, chiedo scusa ai colleghi, di prossimità, ci immaginiamo magari i benefit delle spiagge. No, non è che ce lo immaginiamo, auspichiamo che sia a chilometro zero, che sarebbe un bel sistema per dare ovviamente rispettando la libertà di tutti, ma immagino che se si può preventivare, anche magari uno dice vuol fare il weekend, non dà una giornata, va in montagna, va al mare, va al lago, va alle terme, va dove vuole, va nel Polesine e in tutti i posti che non ho ricordato e penso che sia il sistema migliore per aiutare la nostra economia. Io resto fiducioso del fatto che gli stranieri arriveranno, anche perché sapete, se è vero che la Germania riapre dal 4 in maniera importante, se è vero che noi ripartiremo, poi c'è tutto maggio, c'è tutto giugno e quindi tu arrivi in piena estate che hai già un ricordo di 2 mesi di libertà rispetto ai 2 mesi di quarantena. Cioè se domani mattina avessimo il 15 agosto è ovvio che sarebbe traumatica la storia, ma il 15 agosto fra 3 mesi e mezzo. Scusi, no, scusami. C'era Massimo Sì, prima. sullo stesso tema, qualcuno ha ipotizzato l'apertura delle scuole posticipate, uguale? Sì. Ecco, hanno già perso 4 mesi di scuola i ragazzini, cioè perso. No, personalmente io ve l'ho detto in termini sospetti, secondo me è un errore per le scuole. No, a settembre? Ah no, io no, parlavo di... Qualcuno ha detto di aprile più avanti Tipo per dar ottobre. spazio alla stagione estiva più lunga. Ah, sì. I ragazzi però teniamo conto che hanno avuto mezzo anno scolastico, perché è vero che a casa studiano, però... Guardate, intanto ringraziamo i docenti, no? Tutti, per carità. Le scuole private hanno un'altra organizzazione, ma io voglio parlare delle pubbliche. Il pubblico funziona. Io incrocio ragazzi del pubblico che studiano, ve lo dico tutti i giorni, ma è bene ricordarla sta roba, perché non può passare l'idea, siccome abbiamo sempre questa passione di dire che gli altri sono sempre meglio, no? Che le macchine degli altri funzionano meglio, che la cucina degli altri è meglio, e poi alla fine tu vai a vedere i dati e la roba che funziona è la nostra. Poi allora io dico, il sistema dell'istruzione a distanza che è stato messo in piedi con queste diciamo nuove tecnologie, quindi utilizzando il mondo digitale, è comunque una realtà e dovremmo anche capire che il futuro, guardate che ci si laurea online, c'è la parte analogica oggi della formazione che è utile, quella del rapporto fisico ce l'abbiamo ancora nelle scuole dell'obbligo, però va a scemare poi per quanto riguarda l'università, perché uno può tranquillamente laurearsi senza andarci a scuola, da fare laurea online e via. Allora io dico che se si tratta di prorogare l'apertura per dare respiro al mondo del turismo, io sono d'accordo. Lo valuteremo col calendario, cercando anche di, come si può dire, di incastrare le diverse esigenze, perché vi ricordo che dall'altra parte ci sono dei genitori che devono gestire anche i figli, cioè che sia chiaro questo, perché non è proprio tutto così automatico. Perché c'è un po' questa abitudine di avere sempre una visione limitata quando c'è una soluzione del problema. La visione è che ci sono anche delle gestioni familiari che vanno rispettate. Se posso, Presidente, Prego. Oggi il Ministro dell'Industria Patronelli su Repubblica afferma che dal suo punto di vista le aziende in regola possono aprire già
dal 20 aprile, quindi direi con 10-15 giorni di anticipo rispetto al 4 di maggio. So che poi nel pomeriggio l'assessore Lanzarina avrà un incontro definitivo con le parti sociali, come l'ha messo lei questa mattina. Le volevo chiedere questo: il protocollo di sicurezza messo a posto dall'Università di Padova e presentato ieri è quello che lei pensa di dare poi al tavolo nazionale come modello, oppure vale solo nella nostra regione? L'Università di Padova ha dato il suo contributo, Sì. lo ha dato Confartigianato, lo hanno dato i sindacati, cioè non vorrei che passasse, con tutto il rispetto, noi abbiamo un dipartimento della prevenzione diretto dalla dottoressa Russo, che è quella che ha fatto anche il piano famoso dei tamponi, ed è giusto riconoscere e rispettare il lavoro di tutti, anche le competenze di tutti. Se qualcosa va male non risponde l'Università di Padova, non risponde il Confartigianato, ma risponde il Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. Quindi è giusto, no, più che altro per mettere in fila le cose. Non vorrei che passi l'idea che siamo qui a smistar carte, no. Siamo qui a recepire proposte, ma non a smistar carte. No, nel senso che la proposta dell'Università di Padova porta, come dire, come committenza Confindustria Veneta, che l'ha fatto proprio e l'ha presentato ieri. Ora lei sta dicendo che giustamente... Quella è la proposta industriale che porteranno al tavolo come proposta, che va rispettata e va recepita per quanto possa essere recepita, ma c'è anche quella dei sindacati che ha la stessa dignità, che dovrà essere presa in considerazione. Cioè, voglio ricordare che il tavolo non è che ce n'è uno solo. No, e i sindacati, come abbiamo scritto oggi, credo noi e tutti i quotidiani, chiedono invece che quando riaprire decide il governo nazionale. Mi pare che lei abbia un'idea diversa. No, guardate, siete voi che avete una confusione in testa. Ve lo dico per l'ultima volta, poi non dite che non ve l'ho detto. Ve l'ho detto 1 miliardo di volte. La competenza dell'apertura e della chiusura è del governo. Che il ministro Patuanelli dica che per lui si può aprire il 20 e per me si può aprire il 19, cosa cambia? Niente. Ma c'è una differenza che io non sono governo, lui sì. Quindi non può, come si può dire, la sua non è un'opinione personale, è l'opinione di un esponente di governo, quindi se io fossi stato in voi avrei chiesto al ministro Patuanelli se questa è la decisione del governo oppure no. Lui è il ministro dell'industria, quindi penso che abbia... No, ma da cosa voglio parlare? C'è un decreto per le imprese. Certo, è probabile. Non parere poi del se ministro. arrivi a questo, stanno discutendo se arrivare lunedì ad un decreto... No, tu hai detto un'altra roba. Hai detto che se noi siamo disposti ad aprire, non c'entra niente. No, adesso è che polemizziamo sugli equivoci. Io ho detto che il ministro Patuanelli in un'intervista a Repubblica afferma che dal suo punto di vista le aziende che sono in sicurezza possono aprire già dal 20. Noi lo stiamo dicendo da settimane. Perfetto, bene, allora vedo che anche lei la pensa nella stessa maniera. No, è lui che la pensa come me, che è diverso. Insomma, un fatto temporale. Va bene, prendiamo atto. Cercati le mie dichiarazioni nel tempo e cerca quelle di Patuanelli e vediamo chi le ha fatte per prima, no? Va bene, riconosceremo a lei il diritto di avere... No, diritto, riconosci che hai detto una roba che non era vera. No, assolutamente. Io Prego. riconosco che per la prima volta il ministro dell'industria che rappresenta il governo... Eccolo lì, hai dato ragione a me, e di cosa stiamo parlando. Scusate, noi siamo qui pronti, ma vorrei che non passasse l'idea, magari anche furbina da parte di qualcuno, che se non si apre è colpa della ragione. È il governo che deve fare il provvedimento, se no avremmo già deciso molte cose che non possiamo decidere. E non sto scaricando colpe su nessuno, che sia chiaro, ma a una domanda rispondo. Quindi chiedere se la regione è disposta ad aprire prima, si facciano il DPCM per farci aprire prima, cosa volete che vi dica? Non si possono neanche fare le sperimentazioni. Posso, Presidente? Prego. Buongiorno. Poc'anzi lei ha toccato l'impegno degli insegnanti e non solo. Io vorrei toccare appunto il discorso sulla tecnologia, sugli investimenti. Questo momento sicuramente ci mostrerà e ci ha mostrato quali sono, insomma, i passi in avanti che dovremmo fare. Gli insegnanti sono stati bravissimi, però si sono un po' arrabattati con quello che avevano a disposizione, così tanti altri settori. Secondo me appunto dovremmo pensare di migliorarci in questo senso, in tal senso. Secondo lei è un discorso importante? Assolutamente sì, guarda, ieri qualcuno dei tuoi colleghi, non so chi, non mi ricordo chi, ha chiesto ma valutare che il buono scuola sia dedicato anche all'acquisto di nuove tecnologie, no? all'iPad piuttosto che
delle strumentazioni, io penso che possa essere assolutamente valido. Ovviamente dobbiamo avere delle garanzie, perché finanziare un libro, tu sai che hanno comprato un libro e verrà utilizzato come libro. Comprare un iPad, uno dice magari gli facciamo semplicemente fare l'upgrade e si compra il modello nuovo perché ce l'aveva già, cioè questo è il vero tema. Prego. Scusi, Presidente, c'è un dato, cioè lei ha illustrato le curve dei dati, c'è un dato che però salta agli occhi, è che i morti stanno continuando a aumentare. Sì, purtroppo sì. Sono tutti, diciamo, in gran parte riferibili alla situazione dei più anziani? In gran parte sì. Il tema, come vi ho sempre detto, il tema di questa emergenza sarà ricordata come l'emergenza delle case di riposo, perché poi oggettivamente chi più chi meno ha dovuto toccare questa realtà, cioè nel senso che in tutte le regioni, parlavo anche con il collega Bonaccini, con il collega Fontana, con gli altri, c'è la casa di riposo, anche perché lì c'è il candidato, fra virgolette, ideale del virus. Dall'altro c'è anche da dire però, lo dico per spezzare una lancia nei confronti delle case di riposo, che ci sono, adesso l'assessore Lanzarini mi sta facendo preparare un lavoro nel quale vedrete anche le case di riposo, le 300 case di riposo del Veneto che hanno 30.000 ospiti, le vedrete classificate in base alla percentuale di contagio. E vi annuncio già che ci sarà nella classifica tot case di riposo contagio 0, tot case di riposo contagio fino al 5% degli ospiti e dal 5 al 10 così via. E c'è anche chi non ha avuto il virus. Ovviamente il tema è un tema gestionale, un tema di dispositivi, un tema di un sacco di fattori, anche a volte anche strutturali, no? Perché se il sistema di condizionamento, faccio un esempio non reale, ma può essere reale, che veicola il virus, ovvio che ti puoi infettare. Abbiamo questo caso che stiamo studiando in una casa di riposo che ha un'ala con tutti i positivi e un'altra ala che non ha positività. E quindi adesso ci sono proprio gli ingegneri che stanno tentando di capire se c'è un tema strutturale su questi aspetti. Drammaticamente è da attendersi numeri ancora alti vista la situazione. Non è finita la partita, per cui ne dobbiamo uscire da questa partita. Dopodiché salviamo anche delle persone oltre i 90 anni da queste partite. Cioè, è bene anche ricordare che non è che l'indicazione dell'età sia già un esito infausto, cioè, c'è anche chi comunque viene curato e torna assolutamente in salute, però è un problema reale. Se prendete un dato, non so, Villa Bartolomea in provincia di Verona è una casa di riposo che ha avuto quanti? 35 decessi su 70 ospiti, il 50%. Andate a Farra di Soligo, che non so quanti ospiti abbia, ve lo dico Farra perché mi è capitato per puro caso, io non seguo queste robe, di vedere un video immagine del direttore che annunciava entusiasta, ha detto, dice agli ospiti, ai parenti in questo video, vi avevo detto che avevamo 5 tamponi in attesa, bene, vi annuncio che sono tutti negativi, quindi noi non abbiamo casi. E quindi c'è un estremo all'altro, cosa ci sia di mezzo, lo capiremo, cercheremo ovviamente di fare tutti gli approfondimenti per quanto ci compete a noi, poi sono tutte le altre realtà che fanno le loro verifiche. Presidente, però guardandosi intorno la sensazione che questa partita sia conclusa c'è, cioè nel senso sembra che sia finita l'emergenza. Sarò io uno che si preoccupa spesso, ma ne parlavamo proprio qui tra colleghi commentando, questa mattina in giro c'era il mondo. Sì, c'è assolutamente più gente e questo è un dato di fatto, ma del resto con le aperture, con i codici Ateco e poi con le deroghe e le silenzi assensi, i veneti sono dati da fare. Allora, prima di passare ai quotidiani farei Ilaria e Francesca e poi passo ai quotidiani. no, avrei un'altra domanda se possibile. Prego. Ah, scusa, allora No, ma magari la fai dopo, facciamo il giro, se no loro stanno aspettando da un No, sacco. non problema. Ok. Io volevo capire. No, Ilaria, poi Francesca, poi Albino. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Ho Ciao. due domande. Allora, la prima riguarda le aperture. Prima ha parlato di confusione, è chiaro, insomma, questione governo e regione, però noi abbiamo tantissimi operatori estetici, dei centri estetici che dicono noi siamo in un limbo, abbiamo confusione, e siccome il nostro canale è la regione prima del governo, ovviamente per ovvi motivi,
vorremmo provare in qualche modo a dare una risposta a queste persone che chiedono cosa fare, come muoversi perché non lo sanno. Tra l'altro in molti social si vedono alcuni annunci di aperture, dicono apriamo gradualmente, si sta muovendo qualcosa, siamo prossimi all'apertura, quindi altri... Io non so più come dirlo. Allora, per l'apertura, e anche se fosse definita per categorie, servizi alle persone, estetiste, parrucchieri, barbieri, massaggiatori, eccetera, centri estetici, piuttosto che gli artigiani e altre robe, comunque lo si decide con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non con un provvedimento regionale. Peraltro il governo ha già annunciato che allegherà a questo provvedimento, questo è ufficiale, anche le istruzioni per l'uso, cioè dirà, secondo noi per fare la parrucchiera ci vuole questo per poter aprire. Noi siamo invece in una fase parallela nella quale abbiamo scritto le istruzioni per l'uso. Se volete che vi dica cosa penso del parrucchiere e affini, penso che quando hanno il dispositivo non è che gli puoi dire tagli i capelli a 2 metri di distanza, ma usa il dispositivo come il dispositivo lo usa un medico, come lo usano tutte quelle persone che hanno bisogno del contatto, diciamo, più ravvicinato sotto il metro. Noi non ci vediamo problematiche particolari perché riaprono. Stiamo discutendo col governo e chiediamo che comunque ci sia un'apertura graduale ma che sia uniforme per tutti, perché sennò si creerebbero parenti ricchi e parenti poveri, punto. Tutto quello che c'è scritto in giro, non so chi lo scriva, insomma. Ecco, poi l'altra domanda invece riguarda proprio la regione nello specifico. È vero che non è ancora stata firmata la convenzione, per questo non viene erogata la cassa integrazione? Perché ci ha chiamato un telespettatore, sostiene che chi fa le buste paga nella sua azienda, che in questo momento è ferma, e gli avrebbero detto che finché la regione Veneto non firma la convenzione i soldi non arrivano. Ci sono novità? Anzi, dovremmo aver fatto un accordo con le banche. Però sentiamo un attimo, sentiamo l'assessore Donaziano, a me non risulta sta roba. Grazie. Francesca. Eccomi qua. Allora, visto che la Regione Veneto si è spesa tantissimo per contenere i contagi, con un lavoro certosino e lodato da tutti, qual è la posizione? Cioè, per noi è un problema quello degli immigrati o richiedenti asilo, nel senso, io ieri sono andata a Verona in questa struttura dove purtroppo ci sono 100 contagiati su 140, dove ci sono 80 persone delle forze dell'ordine davanti per evitare che escano, perché ovviamente loro hanno paura, poi non avendo sintomi non comprendono che questa malattia invece anche per gli asintomatici siamo tutti chiusi in casa, e visto il lavoro pazzesco che abbiamo fatto noi, ma guardate, in questo paese fino a 2 mesi fa era proibito anche citare la parola quarantena. Vi ricordate quando abbiamo detto i ragazzi che provengono dalle sole zone infette della Cina, non da tutta la Cina, dalle sole, quindi Hubei e Wuhan, facciamo fare un isolamento fiduciario comunemente definito quarantena, prima di rimettere apriti cielo. Oggi parliamo tranquillamente di quarantena, penso e spero che si possa anche parlare con altrettanta tranquillità di immigrati, senza vederci sempre dietro il retropensiero del razzismo. Stiamo parlando di igiene pubblica, stiamo parlando di un piano di salute pubblica nel quale dobbiamo coinvolgere tutti i cittadini, a prescindere dalla loro provenienza, dal loro colore della pelle e da tutto quello che pensano, e anche loro devono sottostare alle regole che hanno i cittadini diciamo oriundi, che sono i residenti in Veneto. Quindi non capisco per quale motivo un immigrato vuole e pretende di poter andare in giro senza mascherina, piuttosto che, secondo i casi che tu descrivi, piuttosto che uscire, anche se rappresenta, cioè è un contatto di un positivo, quindi deve stare in isolamento, quindi deve rispettare le regole, se no le regole si fanno rispettare, quelle buone e quelle cattive, e per le cattive per me significa cominciare a chiamare le forze di polizia e intervenire pesantemente. Quindi l'auspicio è che i prefetti, nel coordinare i tavoli di sicurezza e ordine pubblico, provvedano a mettere in sicurezza prima la salute di questi signori e di conseguenza anche la salute dei nostri cittadini. Albino e poi va alla ragione. Riguarda lo scenario elettorale, nel senso È stato, scusami Albino, scusami, perdona, chi è che chiedeva?
è stato firmato tutto, la convenzione è tutto, Ok, e anche l'anticipo. grazie. Forse noi siamo stati, come si può dire, siamo stati un po' penalizzati dalla comunicazione sanitaria, ma vi ricordo che anche sul fronte delle risorse noi le abbiamo messe lì subito, quindi non risponde al vero. Grazie. Prego. No, la domanda riguarda le elezioni. Lunedì il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare finalmente quel decreto legge che stabilisce la possibilità per le regioni, che possono decidere in via autonoma, di votare in una data compresa tra il 12 di luglio e il 26 di ottobre, come abbiamo scritto oggi, mentre per i comuni la finestra elettorale sarebbe diversa, da metà settembre a metà dicembre. Ecco, lei che ha sempre suggerito di votare a fine giugno, ritiene questa proposta, come dire, in linea con la sua richiesta? E nel caso pensa di votare che il Veneto vada a votare da solo, a prescindere dalle amministrative dei comuni, oppure si augura una soluzione diversa? No, guarda, io penso che il ministro Lamorgese presenta questo provvedimento, no? E penso assolutamente che sia responsabile, se penso alle regioni e se penso a quello che ci viene prospettato, che a ottobre-novembre torna un'ondata di coronavirus, dobbiamo avere comunque i governatori con i pieni poteri. C'è poco da stare lì, perché nel momento in cui sei soggetto al dottore non può essere un soggetto al dottore che dopo una settimana va al voto, dopo 2 settimane, 3 settimane. L'unico sistema per avere, quante sono le regioni che vanno a votare? 6? 6 più la Val d'Aosta che fa 7. Ecco, allora quindi Albino, su 7 regioni bisogna comunque che sia risolto questo problema. Poi c'è un altro rischio, che la sessione autunnale, quella che oggi attualmente per legge prevede 15 ottobre e 15 dicembre, è pericolosissima, perché se torna il coronavirus non si va più a votare e sarebbe ingiustificata una proroga delle legislature di 7-8 mesi. Considerate che se si andasse a luglio vorrebbe dire che noi cittadini mentalmente ci ricordiamo della fine della quarantena di 2 mesi e mezzo prima, cioè come se parlassimo oggi di una quarantena finita a gennaio. È difficile spiegarsi che non vai a votare a luglio perché qualcuno ha detto che forse era più sicuro. E poi scusate, io penso che sia più corretto pagare lo stipendio a amministratori eletti piuttosto che amministratori prorogati. Quindi luglio va bene in linea di massima? Guarda, io sono sempre convinto che il popolo ha sempre il diritto di scegliersi gli amministratori. Luglio, prima di luglio, insomma, quando è possibile le facciano queste elezioni. Allora io ho notato nel provvedimento, se è quello che gira, c'è un aspetto secondo me che non è irrilevante. L'aver correttamente, lo devo riconoscere, creato ad hoc una sessione per le regionali, quindi anche rispetto all'election day, qua oggettivamente con molta correttezza si fa anche chiarezza su questo aspetto, per evitare poi le polemiche, ma mettete assieme, si dice proprio per questi motivi che ho detto le regioni devono andare da sole. E da quello che ne so io, se ti serve Albino, i colleghi presidenti la vedono più o meno come me. Sì, mi pare sì. La collega Bertasi, adesso scusate, ho un po' di sequenza di domande. La collega Bertasi del Corriere del Veneto chiede infatti cosa ne pensa della decisione di demandare alle regioni la scelta sul voto. Cosa ne pensa? Più che demandare alle regioni, se il decreto passa, le regioni hanno una finestra che è diversa da quella delle amministrative. A loro è dedicata, per i motivi che ho detto che condivido, che sono quelli della legittimità, del fatto di avere i primi poteri, eccetera, di andare al voto con una sessione, diciamo che è una novità, dedicata alle regionali. Che tanto in soldoni spieghiamo ai cittadini che significa che i presidenti non vengono prorogati, ma viene di nuovo rifatta l'elezione, che penso che sia una roba pulita e corretta. E Alda Vanzan, Gazzettino, dipendesse da lei, il 4 maggio aprirebbe tutte le attività o soltanto alcune? Dipendesse da me, aprirei tutto con gradualità e responsabilità. Seconda domanda, gli ospedali Covid quando riprenderanno l'attività normale? Per esempio, se un paziente aveva un intervento programmato che ora è saltato, deve aspettare o andare in un altro ospedale? No, guardate, allora,
Gli ospedali Covid verranno, sto parlando di Schiavonia, Sant'Orso, Dolo, Trecenta, Villafranca, Vittorio Veneto, San Camillo, Villa Salus. Ecco, gli ospedali Covid verranno gradualmente ricolonizzati dalla sanità classica, ordinaria, tanto è vero che lunedì si aprirà il punto nascita di Schiavonia, tanto per dire, e poi da lì sarà un crescendo di diminuzione, anche perché abbiamo solo 200 pazienti in questo momento, che sono tanti, ma sono solo rispetto ai numeri a quelli eravamo abituati, in terapia intensiva. Le infettive stanno diminuendo e quindi si ritorna nell'alveo dei reparti dedicati storicamente a queste attività. Ricordo che abbiamo messo in terapia intensiva dappertutto, anche nelle sale operatorie, è che noi non le abbiamo viste, ma noi vediamo i numeri e sono i numeri. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, chiede quante altre macchine come quelle in dotazione a Padova, il professor Crisanti, comprerà la Regione e per quali ospedali? Io ho parlato anche ieri con il professor Crisanti, stamattina in videoconferenza abbiamo parlato anche di questo. Noi siamo dell'opinione che un altro paio di macchine, se si trovassero, potremmo valutare di comprarle. Ovviamente lo farà l'azienda zero. Stiamo parlando di macchine performanti, perché 9.000 tamponi a macchina al giorno è una bella storia. Cioè una bella storia vuol dire 9, 18, 27, più quelli che di base facciamo, comincia ad andare a 35.000 tamponi al giorno. Vuol dire essere... Fermo restando che io sono convinto, dalle notizie che abbiamo anche dalla letteratura scientifica, che sembra che ci siano sempre più produzioni di test rapidi, sempre più attendibili. C'è addirittura qualcuno che ne presenta, di una famosa multinazionale, parla di attendibilità al 95%. Capite che se il test rapido funziona abbiamo risolto il problema, perché uno se lo fa in casa, lo fa in azienda, cioè, uno lo può fare anche 3 volte al giorno, sono costi abbordabili e penso che sia fondamentale. Giorgio Malavasi, Gente Veneta, negli ultimi 15 giorni in Veneto i pazienti in terapia intensiva si sono quasi dimezzati, sono calati i degenti in altri reparti, ma il numero di morti resta costante e alto, circa 25 al giorno. Lei come lo spiega? Paghiamo della coda, intanto questi sono pazienti che sono case di riposo e per di più ricordiamoci quando prendete terapie intensive e in generale i pazienti coronavirus, stiamo parlando di pazienti che si fanno anche 3 settimane, 4 settimane in ospedale, per cui questa è la coda dei pazienti che sono stati presi in carico, ricoverati magari 2 o 3 settimane fa, minimo. Paola Gazziola, TVA, il tema è i disabili gravi che usufruiscono delle cure domiciliari. Dice la collega, l'operatore sanitario a domicilio è dotato di mascherina e guanti, alcune famiglie sono state costrette a rinunciare al servizio o altre invece costrette a far entrare l'operatore in casa. Chiedono queste famiglie che anche agli operatori domiciliari venga fatto il tampone per avere una sorta di patentino per entrare nelle case e fare delle prestazioni ai bambini disabili. Ma lo stiamo facendo. Sono nella lista di quelli da screenare, cioè non capisco, ma non ho capito perché alcune famiglie entrano protetti ma non hanno un tampone che possa dire alle famiglie, sintetizzo io, il tampone è stato fatto e si fa, nel senso che in itinere è considerato che è una mole di solo case di riposo e sanità sono 120.000 screening, però voglio anche ricordare che il tampone è una fotografia, un'istantanea, cioè nel momento in cui la scatti è già vecchia l'istantanea. Cioè, non è che il tampone dà la patente di vanità. Il collega Basso dice appunto se sulle TVA dice se c'è già accordo sull'accordo elettorale, sull'intesa elettorale oppure no. Guarda, io vi posso dire le osservazioni che ha fatto il Veneto, questo anzi mi scuso con Alpino, mi sono dimenticato una roba che dopo magari ti cerchi il chiuso te me la colpa a me. E Gappè delicata da che parte. No, dicevo Albino, Mi dica. a noi è arrivata la bozza di decreto Immagino. e l'abbiamo anche osservata come regione. Vi dico solo le osservazioni che abbiamo fatto. Ok per la finestra, chiediamo che si possa votare nei consolati per dar modo ai nostri emigrati di poter votare presso i consolati, perché è giusto che i nostri immigrati abbiano diritto di scegliersi il loro presidente di regione. E poi abbiamo chiesto
che si faccia una sessione di voto anche il lunedì fino alle ore 15, proprio considerando che per evitare che l'affollamento si diluisce molto di più, no? Quindi tornare alle 2 giornate. Scusami, ma mi ero dimenticato. Sempre Basso torna sul tema delle spiagge e del turismo. In spiaggia sarà obbligatorio mettere la mascherina e chi va in acqua? Si mette la maschera da subito. Ecco, io ho avuto la risposta di San Mauro che è giusta, c'è la maschera col tubo. Perché No, dice, nel senso che è ovvio, cioè, Vai in cerca del- la mascherina la utilizzeremo come il copricapo, no? Quando c'è sole ti copri il capo, quando c'è nuvolo poi sto anche. E qual è la differenza? La vicinanza delle persone, e quello è il tema, no? Ma lo facciamo già adesso se ci pensate. perché Basso sei. In auto non portiamo la mascherina, ma prima di scendere ce la mettiamo. Ma i bambini in acqua a quel punto come No, li teniamo? scusate, c'è sempre Basso che dice, fa notare una fattispecie, molti stanno in acqua senza fare il bagno. Quelli che sta in secca come si dice. Stavo pensando ai fidanzati. A proposito, ho maree di messaggi, ma maree, li potrei raccogliere. Fidatevi quando dico maree è la dimensione giusta. E quindi vi ringrazio. Di ragazzi e ragazze che mi raccontano storie di privazione più strane, di morosi che non riescono a incontrarsi da 2 mesi, ma alcuni a distanza di 1 chilometro. Pensate che rispetto c'è delle regole, anche a titolo di successo. È un po' infranto. Io c'ho l'ultimo. Cosa vuol dire 2 mesi? Aprite! C'ho l'ultimo. No, però, cioè, al di là delle battute. Cioè ti chiedono di... No, tutti sottolineano, no, ma molto Come il correttamente. prete vengono a chiedere... Tutti correttamente dicono: dateci modo di uscire di casa perché è 2 mesi che non vediamo i fidanzati, ma lo dicono con estrema lucidità, sottolineando che stanno rispettando le regole. Allora, se uno dice amoroso, cioè, c'è un esempio, se mi ricordo 14 km di distanza, ma molti sono ragazzini che hanno il fidanzatino magari a 1 chilometro di distanza, 800 metri. Queste sono le distanze che mi danno, e quindi bisogna, sono veramente bravi, veramente bravi. È inutile che mi facciano dire ai ragazzi, siete bravi. Io ho l'ultima domanda di Danilo. Comunque li libereremo. Faremo un'altra festa della liberazione. Il collega Guerretta parla dei parchi cittadini, dice alcuni sindaci, tra cui Belluno, vorrebbero una riapertura parziale con controlli, distanze, ingressi separati per permettere ai bambini di fare 4 passi, scatenarsi un po' e uscire dagli appartamenti. Secondo lei un'ordinanza regionale in questo senso potrebbe prevederlo? Ma sì, ma direi che noi dobbiamo basare tutto sul fatto che nel momento in cui inizia la fase 2 del tutto aperto è fondamentale prima avere l'aspetto culturale. Nella testa di ognuno di noi deve entrare fisso il tema della protezione, e dopodiché l'altro aspetto è buon senso, perché non esiste un manuale perfetto al millimetro su tutte le situazioni. L'esempio del direttore Basso sulla spiaggia piuttosto che altre attività, cioè, è ovvio che poi bisogna anche avere un minimo di buon senso anche perché ci sia un'efficacia. Quindi nei parchi ovvio bisogna evitare il sovraffollamento e bisogna evitare che ci siano assembramenti, sono tutte queste storie che sapete. Io avrei terminato, lascerei la parola all'assessore Lanzarin e all'assessore... No, Presidente, no, ancora il mio. Ormai la giornata... È un dialogo a 2 ormai. No, grazie. Cioè, abbiamo capito che si vota a luglio, nel frattempo lei libererà i ragazzi, quindi questi festeggeranno la nuova liberazione. Detto questo, gira voce abbastanza autorevole che insomma il centrodestra stia pensando a lei come leader nazionale, insomma. I sogni non si vietano a nessuno. Sì, va bene. Quando si sente ogni mattina con Salvini, so che Salvini le fa i complimenti e si congratula per l'ottima gestione dell'emergenza in Veneto, ecco, cioè... No, io ringrazio Salvini per l'attestazione di fiducia, però guardate, io sono abituato, educato a prendermi in carico un impegno e portarlo alla fine, punto. Va bene. Dopo
Cioè, l'imperatore Adriano nelle sue memorie, che non è Eracleonte da Gela, l'imperatore Adriano, tra le tante robe che diceva che nei suoi monumenti c'erano le scritte in latino, no? Nel mio epitafio, diceva di morte, ci sarà scritta in latino. E poi sempre nelle sue memorie diceva, però io ho sempre vissuto e pensato in greco. Mettete sul posto del greco lì Veneto e capite tutto. Grazie. Quindi lei non lascerebbe il Veneto? Ma te vedo per capite Roma? tutto. No, ma lei non No, lascerebbe. guardate, posso dire, siamo davanti a un'emergenza tragica. Cioè abbandonare la nave e soprattutto sentire io sono anche soggetto attuatore e responsabile di tutta sta roba, anche legalmente, e per sentire parlare di politica decisamente no, ve l'ho sempre detto appunto, ma nel rispetto delle idee di tutti. Adesso io ringrazio tutti per l'attestazione di stima. Poi sapete, questa è una grossa sfida, cioè questo Veneto non lo si può lasciare senza aver risolto il problema, assolutamente no. Assessore Lanzari, prego. Grazie ragazzi, vi aspetto domani a una novità. Albino domani te mandi io o qualcun altro? Ma domani tocca a Filippo, io credo. No, c'è. Dai, vieni, domani ti do un bel titolo. Si deve anticipare, domani peschiamo un pesce grosso, come dice lei, peschiamo il tonno, va bene. Non si può più dire nel rispetto degli animalisti. Grazie. E io vorrei precedere l'assessore Lanzarin, visto che sarà lei in causa oggi pomeriggio, il materiale sulla riunione con le parti sociali verrà dato al termine, diffuso al termine dell'incontro, non un minuto prima, ok? Non ve lo anticipo per non farlo leggere giustamente alle parti sociali prima dell'incontro, giusto? Allora, noi vi do i numeri, tanto Scusate un attimo, per favore. Albino, scusa, bravo. vi do i numeri del servizio inoltre, che come diceva il Presidente è il servizio di supporto psicologico che è nato in Regione Veneto nel 2012, quando c'è stata la crisi economica, quindi i famosi suicidi degli imprenditori. Poi nel corso degli anni, con le crisi dei nostri istituti bancari, abbiamo appunto messo a supporto anche per l'emergenza finanziaria che si era creata, e oggi l'abbiamo riconvertito e quindi per l'emergenza sanitaria. Quindi è un servizio che funziona con del personale esperto che risponde a un numero verde. Il numero verde lo citiamo, è anche il numero verde 833 43 43, risponde a questo numero verde quindi con esperti, e poi fa anche dei colloqui psicologici quando ci sono situazioni più a rischio, situazioni che potrebbero essere appunto anche andare incontro a invece eventi molto più drammatici, no? Quindi c'è anche poi l'equipe che va al domicilio della persona, fa il colloquio, quindi quando non possono raggiungere la sede. Allora, nei primi 25 giorni in cui questo servizio è stato convertito sono arrivate 2.500 chiamate e 1.100 sono stati i colloqui psicologici che sono stati attivati, quindi andando incontro a persone che hanno chiamato, hanno chiesto supporto e aiuto. Oltre a questo, sempre l'attività che viene fornita all'interno quindi delle strutture ospedaliere qui, che c'è già di solito normalmente, voi sapete, all'interno delle strutture ospedaliere, però è stata rafforzata tutta l'attività psicologica, sia di supporto al personale, questo sappiamo perché lo sforzo e anche i carichi di lavoro quindi sono stati e sono tuttora in molti casi carichi molto pesanti, e anche il supporto di psicologia rispetto al lutto, perché sappiamo, ne abbiamo parlato molte volte, si tratta di persone che purtroppo vengono a mancare da sole, essendo in isolamento, in terapia intensiva piuttosto che malattie infettive, a volte i familiari sono a casa, a loro volta in isolamento, e quindi c'è anche tutto un lavoro che è stato messo in atto proprio anche di supporto per i lutti, sempre dello stesso team, e poi suddiviso nelle varie aziende, nei vari ospedali. Domande? Sì, scusi Assessore, Marchio. mi scusi, forse mi è sfuggito.
Le 2500 chiamate da quando? Negli ultimi 25 giorni, perché noi abbiamo attivato 25 giorni fa, abbiamo chiesto appunto, mi ricordo. vedendo che i numeri crescevano, di dare anche questo supporto appunto, e quindi di mettere questo servizio, che ormai è un servizio testato con personale qualificato, anche a supporto di questa emergenza. Per l'esattezza i colloqui dal 19 marzo al 14 aprile. Sì, abbiamo i dati 2 giorni fa. E sono ovviamente colloqui telefonici con, Sono colloqui con una telefonici, sorta di appuntamento con sono colloqui telefonici, e poi i 1020, ma sono già 1060, insomma, colloqui personali, sono anche personali, quindi psicologici e anche personali, quindi telefonici ma anche personali, quindi viso a viso, insomma. E con più appuntamenti o finivano lì a un... Allora, è chiaro che quando viene preso in carico un caso viene poi seguito, però questo è un servizio di pronto soccorso psicologico, mettiamo così, emergenziale, quindi poi invece se non bisogno di un'uscita un po' più strutturale deve rivolgersi ad altri supporti. Quante persone compongono il team indicativamente? Questo non ve lo so dire, saranno circa, sono in convenzione, c'è anche tutti appunto docenti dell'Università di Padova, ma saranno, non so se ho il foglio, ce l'hai tu Carlo? No? Sì, ve lo mando, c'è proprio scritto quanti sono i telefonisti, quanti sono, okay, ve lo metto insieme al comunicato. Grazie. Grazie ragazzi. Assessore, possiamo fare un passo, no, siamo ancora in diretta? Sì. No, volevo fare un passo indietro se era possibile sulla questione dei tamponi. Non so se possiamo, cioè io avrei bisogno di capire una cosa, cioè sono stati fatti 230.000 tamponi, cito alcune cifre che sono state dette questa mattina, no? Ecco, le persone positive mi pare siano poco più di 15.000. Ecco, il Presidente Zaia prima ha ricordato che sono state ovviamente privilegiate le categorie professionali a rischio e in particolare tutto il personale della sanità. Bene, però se proviamo a fare qualche ragionamento legato alle statistiche, 230.000 persone sono circa il 4,5% della popolazione veneta, più o meno. E queste 15.000 persone corrispondono al 6%. Ecco, allora, se questo trend viene, come dire, io penso e spero che si possa passare, nel senso che la soglia di rischio dovrebbe calare se noi andiamo ovviamente a fare esami su persone che non sono esposte appunto al contagio in maniera così diretta. Cioè tutto questo però lascia capire che si va verso un numero, se rapportato ai 5 milioni di abitanti in Veneto, teorico dico, di circa 300.000 persone, che sono potenzialmente positive, che sono né più né meno quel numero di persone che hanno contratto l'influenza classica stagionale che voi ci avete mandato a fine febbraio, erano 368.000 circa. Ecco. Allora, di fronte a un fenomeno di questo tipo, quali misure intendete adottare ovviamente, visto che per fortuna forse la malattia sta avendo un decorso diverso, c'è meno ricorso alla terapia intensiva, forse i cocktail di farmaci adottati dai medici sta dando dei risultati positivi. Ecco, ci può dare delle linee guida generali? Allora, è chiaro che fare il paragone con i dati della classica influenza non può reggere, perché sappiamo che insomma questo virus è un virus molto più forte, e abbiamo visto, insomma avete citato anche voi prima i numeri dei decessi, soprattutto rispetto alle persone più vulnerabili, più fragili, croniche, pluripatologiche e quant'altro, no? Quindi da questo punto di vista è chiaro anche che, come tutte le cose, un virus nuovo, sconosciuto, si sta piano piano insomma mettendo in atto una strategia importante che ha portato e sta portando anche ai risultati che abbiamo, quindi sicuramente ha una minore ospedalizzazione e un trattamento, ove possibile, al domicilio, anche quindi con una diagnosi più precoce possibile, e soprattutto la parte farmacologica abbiamo visto anche tutte le varie sperimentazioni, insomma stanno dando dei buoni risultati, quindi sicuramente ci dovrà essere un investimento importante su tutto questo fronte, quindi quello territoriale rispetto appunto a una prevenzione, ma una presa in carico anche più precoce possibile. Ecco, ma finite le categorie a rischio, lei pensa che sia
più utile, in termini ovviamente, dice che la malattia, come dire, fare i tamponi a determinate fasce d'età, oltre gli over 60-70, oppure... Ma faremo delle valutazioni, noi teniamo conto che comunque stiamo ancora facendo i tamponi, chiaramente e giustamente, a tutti quelli che hanno sintomi, che si presentano o al numero verde o al triage telefonico degli MMG o al pronto soccorso nelle tende, insomma dei triage separati che sono stati costituiti. Chiaramente tutti quelli che hanno dei sintomi vengono subito verificati per poi fare l'isolamento, insomma tutto il resto, quindi questa continua, perché queste insomma sono le persone, quelle prime su cui deve andare il nostro intento di salute pubblica. Le categorie a rischio, proprio nell'ottica di cercare di trovare quei falsi, quegli asintomatici o pauci sintomatici che ci sono e che sappiamo poi però trasmettono il virus in modo da isolarli. Dopodiché faremo tutta una serie di valutazioni anche rispetto a quelli che saranno poi tutta la parte di prevenzione anche legata al periodo influenzale dell'anno prossimo e tutto il resto, quindi è chiaro che in campo di prevenzione e di screening faremo dei ragionamenti. Scusate, siccome l'efficientissima dottorella Laugelli ci sta seguendo, allora Ilaria, gli psicologi all'opera sono 10 H24 e la collega Nico Lussimoro mi chiedeva la fascia di età dei chiamanti, diciamo, allora, lo diciamo subito, la fascia più alta è quella che va dai 35 ai 50 anni col 29%, poi le chiamate 25% fra i 51 e i 70 anni, gli over 70 sono il 14%, fra i 19 e i 30 anni l'8%, il 22% non è rilevata. E con questo vi saluto. No, Carlo, se aggiungiamo anche, visto che era in linea, insomma, che è chiaro che noi ci stiamo già adoperando, la struttura della prevenzione si sta già operando per tutta la stagione autunnale, quindi influenzale, in cui sicuramente verranno intensificate tutte le misure di prevenzione e di screening rispetto alla popolazione anziana, pensiamo all'anti-influenzale oppure anche all'altro vaccino, quello appunto per la polmonite, insomma, quindi sempre rispetto al pneumococcio, quello appunto per la polmonite, quindi l'applicazione prevenzione si sta già attivando in previsione di quelli che sono appunto gli screening che verranno fatti in periodo autunnale. Assessore, mi scusi, una domanda, ovviamente nel totale rispetto della privacy non si sa quale magari è il motivo che va per la maggiore di queste telefonate al servizio inoltre, magari che se può essere allora secondo me potete contattare eventualmente qualcuno della dottoressa Laugelli e nella nominato insomma vi può dire anche raccontare qualche storia. È a vostra disposizione. Mi aggiunge adesso che il 52% sono donne. Tutto qua e chiudiamo. Giusto Assessore? Grazie. Ci sentiamo dopo la riunione con le parti sociali. Bene.